Presidente, è stato un anno particolarmente difficile per alcune perdite che sicuramente hanno lasciato un segno. Sicuro, noi abbiamo perso prima Livio Birti, il delegato di Bassano, una persona eccezionale, una persona di grande carisma, una persona dolce ma anche determinato. E pochi giorni fa abbiamo salutato per l'ultima volta un altro nostro grande amico che è Lucio Zavarise, che per anni ha tenuto i collegamenti tra il comitato regionale e il comitato regionale arbitri, non facendo mai mancare la sua presenza da lunedì a lunedì, e non è mai mancata, mai saltata una partita finché c'era Lucio Zavarise. Una grande perdita, tutte e due, li abbiamo ricordati anche ieri in occasione del nostro consiglio direttivo, perché sono due grandi persone e due grandi dirigenti sportivi. Tasselli che ovviamente vanno in qualche modo ricomposti, sostituiti, un'eredità difficile, ma è chiaro che siete al lavoro perché il lavoro possa continuare al meglio. Sì, noi abbiamo trovato il sostituto a Bassano, Andrea Turcato, un ragazzo giovane, che ha avuto forse la sua presentazione ufficiale proprio ieri in occasione del Consiglio regionale, quindi si è fatto conoscere da tutti, e per Lucio assieme al CRA stiamo lavorando per individuare delle persone a cui demandare tutta l'attività, che non sono solo le designazioni arbitrali, ma è ben altro, di Lucio Zavarise. Sicuramente aspetti che toccano anche i sentimenti, soprattutto i sentimenti, e tante aspettative invece per il nuovo anno. Allora, la prima aspettativa è stata, credo, esaudita, che era la partenza dell'Under 14 e l'Under 16 come campionati. È una novità assoluta. Ha avuto, come dire, un avvio un po' tortuoso, perché siamo arrivati un po' lunghi, però credo che al di là dei risultati eclatanti della prima fase, ma l'avevamo preventivato, e quindi rivolgo un invito alle società: se non hanno la possibilità e la prospettiva di partecipare con dignità a questo campionato, soprattutto all'Under 14, che come sapete ripartirà ex novo ogni anno, per non permettere dei risultati eclatanti che non vanno a beneficio né di chi vince né di chi, tantomeno di chi perde, di fare delle riflessioni prima di iscriversi. Quindi siamo partiti, abbiamo terminato la fase autunnale da poco, oggi partono i calendari gare della fase regionale, mentre inizieremo l'11 di gennaio. Non pensavamo di farcela, ce l'abbiamo fatta, e devo ringraziare tutti quelli che si sono adoperati in tal senso, dai dipendenti a chi ci fa i calendari, ai consiglieri, quindi ai delegati, perché partiamo con la fase regionale e l'11 gennaio, 15 giorni dopo, con la fase interprovinciale e provinciale. E quindi siamo contenti, dai. Capitolo rappresentative, sempre ci sono molte aspettative. Capitolo rappresentative, abbiamo fatto un cambio, credo si possa anche definire abbastanza epocale, nel senso che erano tanti anni che avevamo le stesse persone, gli stessi dirigenti. Non abbiamo cambiato per incapacità o per scelte tecniche, abbiamo cambiato per dare, come dicono i presidenti delle società, per dare un po' di motivazione in più a tutto il movimento. Noi crediamo che il Veneto abbia il diritto di essere ben rappresentato dalle proprie rappresentative, e mi scuso per la ripetizione delle parole. Voglio dire, noi investiamo molto in tempo e anche economicamente in questa attività, e quindi è giusto che ci siano dei risultati. Abbiamo cercato di scegliere delle persone che, a nostro parere, e speriamo di aver scelto giusto, sono capaci, sono tecnicamente spendibili, e quindi speriamo bene, dai, speriamo. Voi, come sapete, con il calcio a 11 andremo in Puglia, e con il calcio a 5
andremo nel Lazio, in provincia di Latina. Quindi in mezzo a questo, come sempre, c'è il nostro, dico nostro in tutti i sensi, nostro perché lo organizziamo, ma nostro anche nel senso del cuore, torneo Beppi Nicolli, tutti noi, non mi ripeto, insomma, abbiamo un ricordo di Beppi che è un ricordo indelebile, un ricordo di una persona, anche questa, dolcissima, a noi piacciono queste persone, e quindi ci farà saltare qualche partita del torneo di calcio a 5, però noi ai Nicolli ci saremo sempre, almeno io ci sarò sempre. Presidente, è stato anche l'anno della digestione della riforma. Come stanno le società? Mamma mia. È una domanda. No, è una domanda giusta. Allora, se da una parte lo vediamo anche dalle domande che ci vengono presentate, noi abbiamo un consulente fiscale che risponde in tempo quasi reale. Dalle domande capiamo che le società si sono attrezzate e quasi tutte sono accompagnate da un commercialista, perché senza commercialista non possono dormire sonni tranquilli. Praticamente la società, purtroppo, lo dico, lo ribadisco, mi assumo la responsabilità, è diventata veramente qualsiasi società una piccola media azienda e quindi ha bisogno di queste figure professionali, fuori dubbio. Ci sono ancora delle sofferenze, una fra tutte quella che le risposte sugli infortuni sono lente ad arrivare, dobbiamo sempre intervenire personalmente scomodando come posso dire, gli uffici romani, però quasi sempre ci rispondono, ma a volte abbiamo la sensazione quasi di rompere le scatole, non deve essere così. Poi c'è l'altro tema, che è quello dei premi di tesseramento e premi di formazione. Là serve ribadire con forza che questa è la norma. Si stanno scatenando tutte queste richieste in questo periodo perché è la prima volta dopo il 1 luglio 2023 che queste richieste vengono presentate. E quindi sono tutte. È chiaro che noi abbiamo fatto l'esempio, anche ieri in consiglio abbiamo detto, guardate che c'era già il premio di preparazione in cui le società pagavano anche di più di quello che devono pagare adesso per il premio di tesseramento o di formazione. C'è da dire che per 2 anni non hanno speso un euro perché non hanno acquistato i calciatori, ma adesso scade il 28 febbraio l'ultimo termine che è stato ulteriormente prorogato. Quindi anche là noi abbiamo intenzione nel mese di gennaio, sicuramente nel mese di gennaio, di fare un momento di formazione, ribadendo però che la legge c'è ed esiste, invitando tutte le società a vedere nella loro piattaforma il dare e l'avere, perché spesso si pareggiano e quindi voglio dire, sicuramente saranno penalizzate quelle società che non hanno il settore giovanile e che devono andare sempre a chiedere per avere i fuori quota. Ma chi ha il settore giovanile sicuramente pareggerà, insomma grosso modo pareggerà. E la legge comunque c'è ed esiste. Saranno la richiesta adesso scadrà il 28 febbraio, ripeto, scadranno i premi per la stagione sportiva 2023-2024 della prima volta post riforma, ecco il perché di questo grandi richieste, e poi andrà defilandosi col 2024-2025 fino a diventare nella norma, e quindi i contratti ci saranno, quindi saranno sempre meno inferiori le richieste da parte delle società. Però faremo un momento di formazione perché è necessario. C'è qualcos'altro che vuole sottolineare rispetto alle cose in cantiere? No, quello che io sottolineo è sempre quello, magari mi diranno che sto stancando, ma sono convinto e parlo sempre di valori e ribadisco il messaggio augurale che apparirà sul comunicato adesso, prima di Natale,
in cui invito tutti, insomma, al rispetto, alla lealtà, al fair play, alla condivisione, all'inclusione, insomma, che è. E poi, se mi è permesso, lo sapete, è una mia fissa, ma credo che sia necessario ribadirlo sempre, anche se stanchiamo, un invito alla gentilezza, insomma, alla gentilezza. E ho concluso il mio saluto ricordando Madre Teresa di Calcutta, che diceva: insegniamo ai nostri figli a essere onesti e non furbi e a fare sempre quello che è giusto e non quello che conviene. Non serve essere dei professoroni, non serve essere chissà chi per insegnare ai nostri figli questo. È l'insegnamento di buoni padri di famiglia. Grazie, tanti auguri anche a lei, Presidente. Grazie e auguri a tutti davvero.